Sembra essere rallentata di molto l'affluenza al centro Covid per effettuare i tamponi proprio di fronte all'ospedale di Gorizia San Giovanni di Dio, che per ora continua a rimanere Covid-free, ovvero senza reparti dedicati per l'emergenza Covid. Solo qualche auto in attesa rispetto alle code dei giorni precedenti, frutto evidentemente di un maggiore coordinamento ma anche di un rallentamento vero nell'afflusso. I dati regionali sono ancora in salita e seppure Gorizia risulti ultima nella triste graduatoria del contagio delle città friulane, in quanto anche la meno popolosa, la tensione rimane anche qui altissima, anche nelle residenze per anziani, dove sono risultati positivi 56 ospiti e 70 operatori sanitari. In città la gran parte delle persone è rispettosa delle ordinanze e delle disposizioni legate alla zona arancione, ma 3 bar cittadini sono stati sanzionati nelle ultime ore per il mancato rispetto delle misure anti-assembramento e per disturbo alla quiete pubblica. Preoccupa qui a Gorizia la vicinanza con il confine sloveno, paese in cui la curva del contagio è salita bruscamente, soprattutto nelle case di riposo, come pure in Croazia, dove gli ospedali faticano ormai a contenere l'onda più potente finora di questo contagio. Il Friuli Venezia Giulia spera in un cambiamento nella classificazione del Ministero della Salute dopo che nel corso della conferenza Stato-Regioni il ministro Speranza si è detto disponibile a rivedere i parametri di classificazione dei territori nel prossimo DPCM che scade il 3 dicembre. Speranza ha confermato lo status quo per 5 regioni. In serata potrebbero arrivare altri provvedimenti, ma la data da tenere sotto controllo per il Friuli Venezia Giulia è quella del prossimo 27 novembre, quando potrebbero esserci novità importanti anche per la regione, che spera sempre più nel passaggio al semaforo giallo.